Siamo a San Polo di Piave, splendidi impianti alle nostre spalle che stanno per aspettare naturalmente l'allenamento quotidiano e poi il prossimo campionato. Ne parliamo con mister Turchetto qui ai nostri microfoni. Buona giornata intanto. Buongiorno a tutti. Allora, dal campionato di promozione dove sei uno specialista, quest'anno saliamo e salite in un campionato che è quello di eccellenza dove lì a Piave ormai ci aveva abituato a stare. Sì, sei stato un buon profeta lo scorso anno, Esatto. è stata una grande annata, una cavalcata strepitosa dove l'obiettivo era quello di tornare appunto in eccellenza. La società voleva questo, è la categoria dove Lia Piave ha militato per 20 anni e siamo stati bravi a raggiungere l'obiettivo, insomma. Che poi non era così semplice perché come avevi detto anche tu, insomma non basta avere una squadra fatta di bravi giocatori perché poi ci vogliono tutte le altre componenti e qualche componente storta c'è stata durante l'anno classico. Beh, sicuramente sì, vincere è sempre difficile, ne vince una solo. Noi eravamo una squadra forte, strutturata, c'erano altre due o tre realtà ben attrezzate come noi. Qualche passo falso l'abbiamo avuto, però tutto sommato è stato un campionato dove chi ha avuto più continuità poi ha fatto la differenza e noi nel momento decisivo, insomma, tutto sommato siamo arrivati con 3 giornate di anticipo a vincere il campionato, con 10 punti di vantaggio, quindi alla lunga penso sia stata una vittoria anche meritata. Adesso dovrai misurarti su questo campionato, con questo campionato che è un campionato che secondo me io continuo a dire che è salito e sta salendo di valore di anno in anno. Sì, il campionato di eccellenza sicuramente è di un altro livello rispetto a quello di promozione, anche se anche la promozione negli ultimi anni sta salendo parecchio. Sappiamo che tra la promozione e l'eccellenza forse c'è anche più di uno scalino di differenza, troveremo realtà strutturate, società storiche. Sinceramente, sì, devo essere sincero, io ritorno in eccellenza dopo 6-7 anni e trovo un campionato completamente diverso, con più di metà squadre cambiate rispetto a quando c'ero io e chiaramente c'è stato anche nei giocatori un ricambio generazionale importante, quindi sarà una realtà anche un po' tutta da scoprire quest'anno. Parlavi di ricambio generazionale e non, avete cambiato abbastanza perché come dicevi ci sarà un campionato da onorare e lo vogliamo fare al meglio. Sì, siamo riusciti a tenere un'ossatura importante dello scorso anno, che era la cosa importante. Poi purtroppo abbiamo perso dei giocatori che hanno dato tanto sia nella passata stagione e alcuni anche per molti anni qui a Piave. Avevamo bisogno di un po' di freschezza in più, un po' di gamba in più, e con gli arrivi di D'Arrigo, Marinello e Baldassar penso che ci possono dare una mano giocatori ragazzi giovani che però hanno già una buona esperienza alle spalle. Avevamo bisogno di struttura fisica, centimetri, esperienza e penso che sono arrivati Severnini, Flaborea e Janko, penso che possono darci una mano, insomma. Beh, sicuramente potranno darvi una mano in questo campionato. Amichevoli come hai organizzato da qui alla Coppa prima? Sì, noi siamo partiti ieri, quindi un pochino in ritardo rispetto alle altre. E È stata faremo... una tua scelta oppure? Sì, 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 io sono sempre un po' in controtendenza negli ultimi anni, preferisco lasciare qualche giorno in più di vacanza ai ragazzi perché sì, la categoria è importante, però tutto sommato siamo ancora dilettanti, quindi è importante che Gente che arrivino lavora anche, gente quindi. che lavora, che ha famiglia, quindi preferisco lasciargli qualche giorno in più. Questa settimana ce l'alleneremo tutti i giorni qui, poi la prossima settimana abbiamo il mercoledì il Memorial Cattelan, sabato amichevole Carbonera, mercoledì il Memorial Cattelan e poi pian piano andiamo verso la Coppa, insomma. È un memorial che tra l'altro porta anche bene, no? Sì, porta bene, Ed è un è un onore onore perché parteciparvi, poi dopo io personalmente non l'ho mai vinto e quindi potrebbe essere. quindi speriamo sia l'anno buono, ecco. Allora, in bocca al lupo e buon lavoro vedo anche sugli spalti, quindi vi stanno allestendo lo stadio nel migliore dei modi. Sì, 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 beh, insomma qua c'è sempre una buona cornice di pubblico, quindi faremo di tutto per cercare di essere all'altezza e di onorare questo campionato.